Vado via soprattutto con la consapevolezza di non aver rubato un euro dal Comune di Agrigento. 13 giugno 2014 Marco Zambuto, condannato in primo grado per abuso d'ufficio nelle vesti di presidente della Fondazione Pirandello, si dimette da sindaco anticipando di fatto la sospensione prefettizia. 10 febbraio 2015 consiglieri comunali sotto una pressione popolare in città senza precedenti e spinti da un incalzante pressing mediatico e dai blitz della magistratura a Palazzo dei Giganti si dimettono in massa. Aula Sollano decade travolta dalla bomba sulle commissioni d'oro e anche perché svotata delle funzioni in materia di linee guida al PRG, commissariate ma anche sequestrate dalla Procura. Abbiamo deciso tutti assieme di fermarci a 2 anni dell'elezione. Primo perché il sindaco ha abbandonato la città e ha abbandonato il Consiglio Comunale. Abbiamo cercato in tutti i modi di lavorare anche con il commissario, ma anche lì porta muro di gomma. Oggi continuare non aveva più senso. Dimissioni allora più o meno volontarie o indotte e così è durata meno di 3 anni questa esperienza politico-amministrativa che nel maggio 2012 aveva incoronato Zambuto per il secondo mandato consecutivo e aperto le porte di Aula Sollano a tanti giovani promettenti. Perché questo triste e mortificante epilogo? La domanda nasce spontanea, la risposta, quella più ricorrente, la colpa è del sistema, dell'assenza totale o quasi dei partiti e dei leader politici. E allora sentiamo loro come i parlamentari stanno vivendo questo particolare momento. Ma io credo che si debba sentire a disagio chiunque, non solo i parlamentari, chiunque operi nella politica o intenda operare nella politica si rende conto che la situazione è difficile. Palazzo dei Giganti stretto sempre più nella morsa dei commissari, c'è quello straordinario, Luciana Giammanco sulla plancia di comando, ha preso il posto di Zambuto e della Giunta, c'è quello ad acta, già nominato Mario Verace, chiamato ad esaminare le linee guida al PRG. Ed ora è atteso il commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, appena decaduto. Solo qualche mese le istituzioni locali verranno democraticamente rielette. In primavera si andrà al voto e già i partiti sono al lavoro. Il PD ha fatto scomodare, vista l'emergenza Agrigento, anche il segretario regionale Fausto Raciti per definire le strategie elettorali. E inevitabilmente si è parlato anche di cosa fare con i consiglieri comunali uscenti. Zambuto, presidente dell'Assemblea del PD in Sicilia, sembra avere le idee chiare. Io ritengo che non si debbano ricandidare gli uscenti. Pronta la replica di Marco Vullo, uno dei 2 consiglieri PD appena uscito da Aula Sollano. La reazione è quella di un sorriso, perché Marco, che io stimo personalmente, credo che oggi sia l'ultima persona a poter venire a dire questo, ma non perché non lo possa dire, perché credo che per ragioni di opportunità non vada detto.